Suonava da granda, quando Popò de Bendure suonava da granda a mezzanotte per il dì di ranno. Eravamo da Tonino Maraduina, vigli e giù, e avevamo già bevuto qualche viaggi. Senza mostra, ogni tanto Popò chiamava Rura e verso 11:30 e si incammina per andare a suonare. Magnai, o gli altri giorni, andai in semaia, se de nuovo sa rubata, non con le scarrette rabeste de campanin. E sa massa di chi arrivi. Allora, con era, sotto braccio, s'avviassamo in denante, l'altro derrière, e adagio montammo nel campanin, senza lume, e faghia notte oscura, rapido che a rubatasse. L'esciù non era pas steino come ora, ma de Marietta o le camurai, de che rompesse il collo, e era una banchetta de paia a n'avia per 3 pei. Allora un tenia la banchetta e l'altro staccava le corde a ribattagli de 4 campane. A sotà, pronto e serioso, o posso mettere a suonare un viaggio, 2 viaggi, forse 3, superbe che era, né? E senza ingannarsi. Mi la faceva con piacere. Se me poi carai ciancianin con le scarrette rabeste de campanin, sempre un denante l'altro derrière, e se mondai festa erano noi da by background e am cantà fiadi. Me suis sempre n'avvisa de quella notte ne campanin e guarda in memoria quella maniera de suonare da granda come suonava tanto ben Popò de Bendure e Galan.